nel weekend del 24, 25 e 26 maggio prossimi a Sant'Orso ci sarà la Scuola dei Beni Comuni, un evento che nasce dopo l'approfondimento sul tema dei beni comuni che l'amministrazione sta portando avanti ormai da 1 anno e mezzo. Finora il percorso è stato fatto da una serie di serate pubbliche con grande partecipazione e con ospiti di livello direi internazionale, da Serge Latouche a Ilvo Diamanti a Carlo Petrini, solo per citarne alcuni. Dalla grossa attenzione che hanno avuto queste serate abbiamo ipotizzato come amministrazione di promuovere un approfondimento appunto sul tema dei beni comuni dedicato alle persone più sensibili e pensato proprio come un'attività di formazione, e per questo il nome della scuola. La scuola per noi ha avuto un prima e vorrà avere un dopo. Il prima consiste nel fatto che i contenuti della scuola poi trasformati in programma sono stati costruiti in modo partecipato con una serie di incontri che da novembre in poi hanno coinvolto circa una cinquantina di persone di Sant'Orso ma anche del territorio più ampio della provincia di Vicenza. Il dopo invece vorremmo che sia un percorso di azioni concrete per dimostrare che la pratica dei beni comuni è possibile. Dal percorso partecipato è uscito il tema principale della scuola, che è quello della democrazia partecipativa e deliberativa. Un tema che a giudizio dell'amministrazione comunale di Sant'Orso è e deve essere il tema portante nelle attività dei comuni, nel senso che in un momento in cui le istituzioni e la politica ha perso il consenso dei cittadini, è indispensabile pensare delle formule nuove che portano i cittadini a sentirsi più vicino agli amministratori in questo caso e alla politica in senso generale. E in questo contesto il ruolo dei comuni è secondo noi fondamentale, perché il comune è l'unica istituzione di cui il cittadino ha ancora fiducia. Il programma della scuola prevede sia eventi pubblici sia eventi su iscrizione. In particolare negli eventi pubblici cito i 2 più importanti, che sono il seminario di apertura del venerdì 24 sera, in cui assieme a vari amministratori che in vari territori d'Italia hanno fatto azioni particolarmente importanti sul tema della partecipazione dei beni comuni, cercheremo un confronto per costruire poi un percorso magari di rete tra comuni e associazioni che hanno fatto attività su questi temi. E l'altro evento interessante e importante che abbiamo voluto mettere nel programma proprio per mettere anche le ciliegine sulla torta è l'intervista della domenica sera al politologo Ilvo Diamanti, che su queste tematiche comunque ha un occhio particolare. Gli altri eventi invece sono ad iscrizione, e la scelta di fare dei momenti ad iscrizione, quindi dedicati comunque a un numero ristretto, è stata una scelta ben precisa per permettere appunto a chi è più interessato e più sensibile a questi temi di avere dei veri e propri momenti di approfondimento. Per questo invitiamo tutti i cittadini, le cittadine, chiunque è interessato a questo tema, a partecipare alla scuola, iscrivendosi ai momenti previsti ad iscrizione e partecipando liberamente e diffondendo quanto più possibile informazione sugli eventi pubblici aperti a tutti.